mi spiace che si faccia passare l'idea ai cittadini, mi metto nei panni dei cittadini che sono a casa, magari ammalati, che sono letteralmente inquietati da notizie che non sono veritiere. La preoccupazione che hanno loro ce l'hanno tutti, che è quella di avere medici e quella di avere personale. Abbiamo ripetuto in più occasioni che mancano in Italia 56.000 medici, dei quali 1.300 mancano in Veneto, ma non ci sono in Veneto non perché la Regione non li vuole assumere, perché è difficile assumerli e trovarli. Se qualcuno ha qualche medico disoccupato, chiami magari la vostra redazione e dice io sono disoccupato, non è vero quello che dice Zaia. Per il resto abbiamo un numero di concorsi che abbiamo bandito, che sono stati banditi, che sono in corso, che siamo in grado di dimostrare che non è assolutamente vero quell'idea che si vuol dare di una regione che dorme mentre gli ospedali si spopolano. Poi dopodiché riconosco le difficoltà di questo mondo, del lavoro, i medici sono preziosi, li difendiamo sempre come tutti gli operatori del mondo della sanità, ma voglio ricordare che la sanità in Veneto significa 68 ospedali, 80 milioni di prestazioni sanitarie erogate ogni anno, oltre 50.000 dipendenti, quasi 60.000 se ci mettiamo anche gli indiretti, e 2 milioni di accessi al pronto soccorso. Parlare male della sanità del Veneto vuol dire far danni alla sanità del Veneto. Però loro dicono che sono 10 anni che non viene rinnovato il contratto di lavoro. Ma guardi, se è una mancanza della Regione lo dicano pubblicamente, se è una mancanza della Regione lo dicano pubblicamente. A me non risulta che in Veneto non si applicano le leggi nazionali, se poi è un problema di rinnovo del contratto di lavoro a livello nazionale è un altro discorso. Come non mi risulta che in Veneto si paghino di meno i medici per delle scelte fatte in Veneto. In questi anni, dal 2010 in poi, non abbiamo fatto altro che implementare il numero di infermieri di OSS nelle nostre ULSS, nelle nostre 3 ULSS. Partivamo da una situazione di criticità, oggi noi abbiamo l'autorizzazione della Regione e riusciamo a dare il turnover e addirittura a mettere infermieri in extra turnover. Quindi non è vero che manca personale. Dal punto di vista dei medici, lo sappiamo tutti, è un problema nazionale, anche da noi mancano 100 medici, lo sappiamo, ma non dipende certamente né da noi né dalla Regione Veneto.